Ed eccoci pronti per la terza frazione tra Piossasco e Novi Pallavolo femminile. Nel frattempo ci arriva un primo aggiornamento d'Alba dove la Novi Pallavolo maschile è in vantaggio. Per primo set si è imposta per 25-18 su Alba e la seconda frazione, l'ultimo aggiornamento, ce la dà sempre in vantaggio per 6-4. Per cui al momento la Novi Pallavolo maschile è in vantaggio su Alba per un set a 0 e 6-4 nel secondo parziale. Se avremo degli aggiornamenti ve li faremo sapere immediatamente. Ma intanto seguiamo Piossasco Novi Pallavolo femminile 1-1. Inizia il terzo set. Riceve Marisio, vediamo palleggio, scusate, schiacciata Mugolino di Ambrogio tenuto, schiacciata di Pastore, muro fuori, 1-0, 1-0 per Piossasco, 1-0 per Piossasco. Ha schiacciato l'attacco in posto 4 Pastore, ha toccato il muro ha toccato il muro novese e il punto va a Piossasco. Serve Curazio diretta, 1-1. Pallone dentro, con un effetto stranissimo, battuta lungolinea con un effetto veramente strano da parte della giocatrice numero 4 Curazio diretta e in vantaggio va Piossasco e siamo 2-1. Riceve De Ambrogio, prova a salvare Del Nero, De Ambrogio schiaccia Murata e siamo 3-1. Piossasco ancora a punto della Pastore, siamo 3-1, anzi scusatemi, 3-0. 3-0 per Piossasco. Abbiamo dato un punto alla Novi Pallavolo femminile che purtroppo non c'era. Riceve Marisio, alza Del Nero, schiaccia Olivero ma tiene il muro di Piossasco. Vediamo Pastore che rischiaccia, tiene Marisio, salva Del Nero, prova Olivero, contrattacco di Piossasco, dentro. E in la schiacciata della Boaglio e siamo 4-0. 4 per Piossasco, 0 per Novi. In salita questo terzo set per Novi. 25-19, 19-25, 1-1, 4-0 per Piossasco. Attacco di Bora al centro, tiene il libero di Piossasco, schiaccia Pastore, tocca il muro, tocca Dende Cantini e la palla va fuori. 5 per Piossasco, 0 per Novi. Momento di crisi per Novi, tempo chiesto da coach Astori. 5-0 in questo terzo set, tempo richiesto da Novi Pallavolo femminile. Riprende l'incontro, battuta, salvataggio incredibile, no, fuori, 6-0. 6-0 per Piossasco, sesto punto per Piossasco. C'è stato un salvataggio, un tentativo di salvataggio di Olivero che si è lanciata, è riuscita a mandare la palla dall'altra parte in tuffo, ma purtroppo fuori campo. Bisogna uscire da questo impasse. 6-0, forse la battuta è fuori, peccato, il Marisio tiene, può capitare. Attacco ancora di Pastore, in mezzo al muro De Ambrogio, Moro, il muro sicuramente più alto da parte della squadra di Novi.
e siamo 7-0, un parziale veramente pesante per la squadra novese. È andata al servizio la numero 4 Curazio Diretti e da lì purtroppo non si è più spostata. Riceve Cantini, alza Del Nero, prova Olivero scusate, e finalmente il muro di Piossasco non tiene la schiacciata di Olivero e siamo 1-7, primo punto per Novi, speriamo che adesso ci sia la scossa da parte della squadra novese. Batte Di Ambrogio, riceve male ma comunque tiene Piossasco, ancora Di Ambrogio, imposto 2 per Olivero che viene murata, contrattacco di Piossasco, schiacciata di Di Ambrogio dalla seconda linea, tenuta. Ancora attacco per il muro fuori, attacco del Boaglio Lucrezia e muro però di Moro fuori. Sono 7 punti di vantaggio, 8-1 in favore di Piossasco. Riceve Di Ambrogio, alza Del Nero per Olivero, una schiacciata lenta e prevedibile al centro del campo, contrattacco, tocco di Novi e palla fuori. Questa schiacciata secondo me poteva andare fuori, ma troppo facile parlare da seduti fuori dal campo. 9-1 Piossasco, serve la numero 14, schiacciata di Olivero e la palla è muro fuori. Al servizio Moro per la Novi pallavolo femminile. Moro serve, contrattacco, scusatemi, c'è stato un inconveniente tecnico, contrattacco di Piossasco, scusatemi, e siamo 10-2 in favore di Piossasco. 10-2, serve la numero 7, vediamo il suo servizio. In zona 6 dove riceve Cantini, Olivero schiaccia, tiene Piossasco, tiene anche Novi, questa volta Del Nero per Cantini, muro out, la schiacciata di banda della numero 13 di Novi e siamo 10-3. Recupero, speriamo, della squadra novese, piccolissimo recupero, mi sembra dall'8-0 a 10-3. Susano Olivero serve, non riceve perfettamente Piossasco che però riesce a contrattare, Imarisio tiene la schiacciata, contrattacco di Cantini, murata ancora servita Imarisio, contrattacco, c'è un fallo di invasione, questa volta fischiata alla numero 1 di Piossasco che non concorda con la decisione del secondo arbitro e siamo 10-4. Schiaccia Boaglio, non tiene Imarisio e siamo 4-11, 11 per Piossasco, 4 per Novi. Riceve ancora Imarisio, Del Nero fast per Fracca che conquista il quinto punto per la formazione novese. Serve Cantini, 5-11. Servizio di Cantini.
riceve bene però Piossasco, contrattacco della Chiabrera Elisa e siamo 12-5. Elisa Chiabrera, siamo 12-5 ed è la stessa Elisa Chiabrera che va al servizio. 5 per chi riceve, 12 per chi batte. Riceve Novi, prova Olivero dalla seconda linea, una schiacciata veramente bella e veramente forte che Boaglio cerca di contenere, non ci riesce e la palla va direttamente tra il pubblico e siamo 12-6, 6-12. Tocco di secondo. Va bene, fallo. È stato fischiato un fallo di accompagnata a Moro che a Muro. Una volta era considerato cosiddetto primo tocco, il signor Barbagallo invece ha ritenuto il tocco accompagnato da parte della centrale novese che prende fiato e viene sostituita dalla numero 3 Serena Pelizza. Vediamo la scelta della palleggiatrice del nero, non alza Pelizza, prova ancora del nero, Pelizza del nero, De Ambrogio, scusate ma i cognomi si assomigliano tutti, non è pulito il palleggio. De Ambrogio, la palla danza sempre a fil di rete, c'è il tocco di seconda di Del Nero che prova a sorprendere la difesa torinese, schiacciata assolutamente debole e questa è invasione, questa finalmente è invasione della numero 7, la numero 7 che nel tentativo c'è Connello Gaia, nel tentativo di salvare il pallone diretto verso la rete, tocca la rete, piccolo recupero, 7 per Novi, 13 per Piossasco, 3-17 in battuta Giorgia Del Nero. Vediamo l'attacco della numero 1 di Piossasco. Susanna Olivero schiaccia in diagonale, ma troppo in diagonale, la palla esce abbondantemente dall'altra parte del campo e siamo 14-7, 14-7 per Piossasco. Riceve Olivero che contrattacca, servita da Del Nero. Contrattacco di Piossasco che questa volta viene murata da Olivero e Pelizza, precisamente dal numero 1 Boaglio Lucrezia. E siamo 14-8. Alla imbattuta va De Ambrogio. Muro di Novi sulla schiacciata della Pastore. Ancora Pastore schiaccia, tocco di nuovo il muro novese, scelta di Del Nero al centro per Pelizza che pur non colpendo il pallone bene riesce a fare punto e a mandare il pallone giusto in mezzo della difesa torinese. Un altro aggiornamento per quanto concerne la pallavolo maschile che è sopra 22-18 nel secondo set ad Alba, per cui 1-0 e 22-18 per Novi. Anzi, scusatemi, chiedo conferma per quanto concerne questo aggiornamento. Comunque siamo 15-9, nel frattempo ha fatto punto con una cosiddetta palletta Piossasco e siamo 15-9. Confermo, allora Novi è sopra 22-18 la maschile, per cui 1-0, 22-18. Attacca al centro di Pelizza che cade nuovamente. C'è una contestazione.
credo che la protesta, ora che io ho assistito, credo che la protesta della squadra novese è sul fatto che la numero 14 del Piossasco, quando prende la rincorsa per battere, cioè vada oltre i cartelloni pubblicitari, e credo che i cartelloni pubblicitari siano la linea che delimita fondo campo, per cui la giocatrice da servizio non potrebbe andare oltre. Comunque, dopo una serie di contestazioni e un cartellino giallo, errore di perizia, siamo 16-10. In battuta la 7 Cecconello Gaia, momenti di nervosismo in questa fase di gioco. De Ambrogio, brutta schiacciata. 17-10, momento veramente brutto per la squadra di Novi, che sta perdendo, diciamo, gran parte della sua forza dimostrata nelle prime 2 frazioni di gioco. Servizio questa volta per Piossasco e siamo 11-17, 11 per Novi, 17 per Piossasco. Al servizio la numero 10 novese Olivero Susani. Scherzato, vediamo se tiene un po'. Sì, tiene il pallone Piossasco, contrattacco di Novi, tocco di seconda, ha fintato la fast del Stofacchio. Tocco di seconda di Del Niro e siamo 17-12. Piccolo segnale, speriamo bene e che continui così. Punto 18-12 dalla zona 2 di Boaglio Lucrezia e siamo 18-12 per Piossasco. Al servizio la numero 1 Boaglio Lucrezia, riceve Cantini che va anche a schiacciare e fa sua la 13° punto, scusate, 13-18. Sempre indietro la squadra novese e siamo 18-13. Continua il servizio, Ace, la palla picchia contro il seggiolino del primo arbitro e siamo 14-18 in favore però sempre di Piossasco. Purtroppo la Novi Pallavolo sta pagando l'inizio disastroso di questa frazione. Altro punto, altro ace di Cantini, esattamente l'Idero Emilia non tiene e siamo 18-15. Time out richiesto da Piossasco. Time out richiesto da Piossasco e 1-1. Cos'è? Riprende l'incontro, siamo sul 1-1, 18-15. C'è un aggiornamento, buone notizie arrivano da Alba dove la Novi maschile vince anche il suo secondo set per 25-20, per cui Novi maschile 2, Alba 0. Dente Cantini, Dente 15, scusate, Novi 15, Piossasco 18.
il signor Barbagallo fischia, neanche io avevo più visto accompagnata più che doppia. Applauso un po' polemico da parte della tifoseria locale e comunque sono adesso 16-18 i punti in favore del Piossasco. Cantini al servizio, vediamo il servizio di Dende, tocca al nastro, tiene comunque Piossasco, contrattacco al centro, tiene Cantini, Del Nero per Susano Olivero che brutta davvero questa volta, staccata forse anche non alzata perfettamente bene, perché l'opposta Novese questa volta non riesce a sfruttare e siamo 16-19. Al numero 5 Chiavero Elisa riceve De Ambrogio, tiene Fracchia, no, non tiene, tocca fuori. E allora sono di nuovo 4 i punti di vantaggio per Piossasco. Novi si era portata a 2 lunghezze e ora sono di nuovo 4 i punti di vantaggio per Piossasco. Serve il numero 5, riceve Cantini, vediamo l'attacco toccato dal muro di Piossasco di Olivero, contrattacco di Pastore, tenuto da Cantini, Del Nero per Olivero, dentro, lo dà dentro. L'attacco da parte di Olivero, signor Barbagallo segna appunto a Novi pallavolo femminile e ci riportiamo sotto 20-17 in battuta. Scotti Matilde, entrata al servizio da parte di Martina Fracchia, buona la battuta di Scotti Matilde, era un pallone da schiacciare immediatamente dall'altra parte, non se la sente, prova di Ambrogio, riattacco di Pastore, murata da Pelizza e Del Nero, contrattacco della numero 1 torinese, Del Nero alza per De Ambrogio, veramente brutta questa schiacciata di Ambrogio, peccato, prende male il pallone praticamente quasi col polso e siamo 21-17. Fuori la battuta, è fuori la battuta della capitana del Piossasco, 18-21, sempre in equilibrio, ma sempre però i 3 punti di vantaggio per Piossasco e quota 25, però si avvicina sempre di più. Del Nero serve. Vediamo adesso Pastore, la 14 torinese, non tiene Novi e siamo 22-18. Piossasco 22-9-18, peccato per quell'inizio disastroso, perché poi si è messa sui binari dell'equilibrio la partita, ma ripeto, quel 8-0 non ci voleva proprio. Riceve Cantini, palleggia Del Nero al centro per Pelizza, tiene Piossasco, contrattacco di Pastore, tocca il muro, no, non vedo il tocco, probabilmente non tocca il muro, comunque siamo 19-22, 22-19 per Novi, 22-19 per Novi. Serve De Ambrogio, attacco di nuovo di Morco, no, non tiene De Ambrogio, in difesa la giocatrice più alta di Novi fa fatica e la schiacciata di Boaglio Lucrezia va a punto. 23-19 per cambio nelle file del Novi. E dove batte? 23-19. Olivero prova a schiacciare, ma la palla alzata è troppo indietro, schiacciaccia al centro e siamo 24-19 per Piossasco.
quasi praticamente al termine del terzo set. Il 24-19. Prova l'attacco al centro per fallo. 25-19.